Italiano versione riformulata in italiano. Con la pista Højlund che si allontana, il Napoli esplora nuove opzioni. L'attaccante nigeriano del Genk, alto 1,97 metri, ricorda molto Osimhen. In sede di mercato, ogni dettaglio conta. Uno sguardo, un'intuizione, un eco di telefonata possono diventare elementi cruciali, destinati a lasciare il segno. Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano 11 giorni per trovare il nuovo centravanti. Nei continui incontri tra De Laurentiis, Manna e Conte, le incognite non mancano. Dai costi complessivi alle modalità dell'operazione, passando per gli incastri più complessi. Il momento decisivo può arrivare in qualsiasi istante, magari con una soffiata, poco dopo, o addirittura alle 19 del 31 agosto, quando il mercato chiude i battenti. Per arrivare a una soluzione e chiudere l'operazione, Napoli valuta ogni possibile scenario: indagini, colloqui, osservazioni. Il club ha un piano su più livelli per colmare il vuoto lasciato da Lukaku. Una pista porta a Londra, al Chelsea, dove Nicolas Jackson, 24 anni, è ormai ai margini. Un'altra porta in Belgio, al Genk, casa di Tolo Arokodare, 25. La terza resta in attesa di sviluppi, visto che il Milan ha accelerato e la pista Højlund, 22, dallo United, sembra ormai compromessa. In questo panorama incerto, con spiragli di luce ma anche molte ombre, sarà fondamentale valutare le priorità del club e trovare un equilibrio con quelle degli altri. Jackson, Arokodare e, forse, Højlund rappresentano il profilo ideale, quello giusto per il progetto tecnico e tattico del Napoli. All'improvviso, osservando il panorama del calcio europeo e monitorando i giocatori in uscita, è emerso il nome di Nicolas Jackson. Al Chelsea, l'attaccante senegalese sembra ormai fuori dal progetto e confinato in tribuna a Stamford Bridge. I 70 milioni richiesti dal club inglese sono fuori portata anche per le società più ambiziose, ma questa valutazione può diventare un problema anche per i Blues, che rischiano di restare con un giocatore difficile da gestire. De Laurentiis e Manna vogliono attendere l'inizio della prossima settimana per capire se ci saranno margini per ottenere il prestito del giocatore. Certe occasioni meritano almeno un tentativo. La seconda opzione, meno appariscente ma altrettanto interessante, porta in Belgio. Tolo Arokodare, centravanti nigeriano del Genk, è un gigante di 1,97 metri che ricorda non solo Osimhen, ma anche l'attaccante ideale per il sistema di Conte. Il costo è più accessibile, servirebbero circa 25 milioni di euro, comunque una cifra importante, ma sicuramente più sostenibile. Infine, il caso Højlund. Inizialmente, il Napoli aveva mosso i primi passi per capire se lo United fosse disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, la risposta del danese è stata tiepida e lo scenario è radicalmente cambiato. Ora, il club guarda principalmente verso Londra o Genk. Con la pista Højlund che si è raffreddata, gli azzurri stanno valutando alternative. L'attaccante nigeriano del Genk, alto 1,97, ricorda molto Osimhen. Nel mercato nulla è trascurabile. Un'intuizione, uno scambio di sguardi, una telefonata sfuggita possono diventare decisivi. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.